Allora, eccoci qua a parlare del FAI, le giornate di primavera. Presidente, vediamo di conoscere bene quali saranno conoscere bene, insomma, accennare quali sono i beni che saranno visitabili in questo weekend. Abbiamo cominciato un po' con Padova, riprendiamo e completiamo cosa ci sarà nel territorio di Padova e provincia. Padova. Sì, allora, intanto le delegazioni del Veneto sono 9, 7 capoluoghi di provincia più Bassano e Portogruaro. Ognuna di queste delegazioni apre uno o più beni, spesso sconosciuti e quindi è un'opportunità da non perdere. Padova apre Villa Giusti del Giardino, dove è stato firmato l'armistizio il 3 novembre 1918 e in questa occasione gli studenti, soprattutto delle medie, faranno gli apprendisti ciceroni e accompagneranno i visitatori a visitare la villa e le stanze adiacenti. Oltre a Villa Giusti del Giardino alla Mandria c'è Palazzo Orsato Giusti del Giardino in via San Francesco, che fu sede della Banda Carità alla fine della Seconda Guerra Mondiale, un luogo di tortura e di imprigionamento. Si pare che nessuno comunque morì lì, certamente le sale risuonarono di urla di dolore e di terrore e alla fine quando la proprietaria, perché fu sequestrato questo palazzo, ritornò in possesso del suo palazzo, fece benedire stanza per stanza proprio per allontanare il dolore che si era accumulato in quei tristissimi mesi. Come ha detto Marco Boscolo, a Codevigo si apre l'impianto idrovoro e a Montegrotto Terme l'area archeologica con la villa di età romana, che è bellissima e che consiglio di vedere perché c'è anche una ricostruzione virtuale di come la villa era all'epoca romana. E la villa si chiama? Villa Neroniana. Villa Neroniana di Montegrotto. Sì. A Montegrotto. Poi sempre restando in zona è aperta naturalmente il bene vostro del FAI, immagino, Villa Vescovi, certamente, perché siamo sempre in sì, zona. Quella l'avrei, sì, assolutamente sì, a Villa dei Vescovi, a Luvigliano di Torreglia, è aperta anche la sera e la villa ha una serie di iniziative che dureranno fino a Natale, quindi aperta anche la sera, possibilità di mangiare. C'è anche una foresteria dove si può anche dormire, la villa è magnifica, restaurata. Quindi per queste 2 giornate sarà aperta anche la sera? Per queste 2 giornate la villa è aperta anche la sera. Sabato? Adesso io le dico esattamente l'orario. Dopo per carità molti potranno informarsi sul Assolutamente sito, sì. quanto. Sabato dalle 10 alle 17, poi c'è aperitivo serale 18-20 e poi c'è un mercato in corte, erbe, piante e fiori, domenica dalle 10 alle 17. Perfetto, quindi tante Quindi è aperto il sabato sera e la domenica pomeriggio con questo mercatino di piante. Benissimo. Allora riprendiamo da Bassano. Bassano apre la Fondazione Pirani, è obbligatoria la prenotazione che si può fare alla libreria di Palazzo Roberti, alla carteria Tassotti e all'associazione Pro Bassano. Durante la giornata ci sarà anche un intrattenimento musicale. A Belluno, ad Agordo, Villa Crotta de Manzoni. Che caratteristica ha queste ville che sono aperte? Perché sono ville private, non sono... Queste sono ville private e l'interessante ad Agordo, oltre alla Villa Crotta de Manzoni, che è una bellissima villa affascinante come tutte le ville venete, ricordiamoci che sono le più belle ville del mondo. Sabato e domenica sarà visitabile anche il Museo dell'Occhiale, ospitato nelle ex scuderie della villa. Ecco, quindi la villa ha anche un Museo dell'Occhiale. E ci saranno sempre gli apprendisti ciceroni che faranno da guide. Poi a Feltre il cantiere di restauro dell'antico Vescovado e il Palazzo de Mezzan in via Paradiso.
Questo palazzo ha una sua valenza, anche questo è ancora abitato? Sono palazzi che non sono normalmente visitabili, quindi è una scoperta, che è un'opportunità che va colta, è un'opportunità anche per vedere come queste ville vengono vissute, vengono tenute anche con molta fatica dei proprietari. Sì, questo va detto anche. Poi passiamo a Portogruaro. Portogruaro, direi, il tema è Hemingway. Il tema di Hemingway viene Perché aperta. si sceglie un tema anche. No, no, ma Portogruaro, diciamo, Hemingway è legato molto al mondo anche della valle, delle valli, e a Portogruaro c'è la collezione Franchetti di Dino Favaro, a Caorle la Casa Valle in Valle Grande, detta Valle Franchetti, molto legata a Hemingway che visse lì per molto tempo, e a San Michele al Tagliamento, Villa Biagini Vancic. Ecco, qui a Caorle che caratteristica ha questa casa di valle, che non è un palazzo? L'ambiente della valle, che senz'altro è bellissimo, e poi come è stata tenuta, e poi anche con i ricordi stessi di Hemingway, quindi è percepibile un'atmosfera anche particolare. Un'atmosfera molto intellettuale e anche molto anche alternativa, tra virgolette, molto intelligente, molto vivace. Se si pensa anche che sono passati tanti anni, le memorie ricordano ancora la presenza di questo grande scrittore. Chiarissimo. Rovigo, per Rovigo invece ci si sposta a Loreo, che è in provincia di Rovigo, e dove si fa una passeggiata per questo centro, visitando l'ex carceri, l'oratorio della Santissima Trinità, e poi un breve percorso che sottolinea il Liberty a Loreo. Anche questa è una cosa interessante, questa piccola cittadina che ha diciamo dei ricordi di Liberty impensabili. Quindi io consiglio, anche se uno riuscisse a farsi un ideale percorso, non fermarsi solo nella propria città, quindi non so, da Padova andare a Loreo, da Padova andare a Vicenza. Naturalmente poi c'è Venezia, e Venezia 2 giorni sono sempre troppo pochi, però in 2 giorni si può fare un percorso a Venezia visitando spesso chiese e oratori spesso chiusi, e quindi molto interessanti, questa opportunità da non perdere. Bisogna sempre calcolare la folla. Bisogna sempre calcolare la folla, esattamente, non solo dei turisti fai, ma anche dei turisti in genere. Poi c'è anche Vinitaly a Verona, quindi ci sarà senz'altro una città che sarà molto attiva in questo fine settimana. Ecco, perché adesso abbiamo lasciato Loreo, perché andiamo con ordine, se no ci perdiamo i pezzi per strada. Allora, Rovigo, Loreo, una passeggiata per conoscere questa cittadina. Poi passiamo a Treviso. A Treviso c'è la scuola De Amicis, che è molto interessante, e Palazzo Giacomelli. A Castelfranco, Palazzo Giacomelli cos'è? Anche Palazzo Giacomelli è un palazzo, un ambiente spesso chiuso, che viene riproposto dal FAI nella sua veste più interessante, gli interni e la sua conduzione anche quotidiana. Poi a Castelfranco invece il parco di Villa Bolasco e la torre del Giorgione, anche questa è una bellissima gita. A Conegliano la scuola enologica Cerletti, quindi importante anche per i giovani, anche per la possibilità di vedere quello che il territorio può dare, perché ricordiamoci che siamo nella zona anche del Prosecco, e quindi è molto interessante, anche perché si possono creare delle opportunità di lavoro. Vedendo quello che il territorio dà, io penso che se si acquisisce questa identità culturale di quello che il territorio veneto può dare a ognuno di noi, soprattutto per i giovani, può essere anche una possibilità di lavoro. Non so esattamente quale può essere, poi ognuno naturalmente deve inserirsi nel proprio ambiente, ma non può mai
prescindere dall'ambiente che lo circonda, e l'ambiente, se va trattato bene, può rispondere anche molto bene, quindi può dare anche oltre che ricevere, e questo va sottolineato. Poi arriviamo a Venezia, e a Venezia si apre un mondo a parte. Allora, la Scuola Grande di San Marco, presso l'ospedale civile, una visita alla Cappella del Volto Santo, anche questa molto difficile, la Chiesa della Maddalena, sono tutte occasioni in genere difficili visitare questi beni. L'Oratorio dei Crociferi, aperto solo la domenica, in genere è difficile anche vedere questo bellissimo ambiente. Poi passiamo a Mestre, il luogo d'incontro è il Duomo di San Lorenzo, fatevi guidare dalle guide che troverete lì. E poi Chioggia, gli Squeri e il museo in città. Anche questa una occasione per visitare un ambiente unico, come prima erano le valli, adesso ci sono gli squeri qui di Chioggia. Invece Verona, che accennava che sarà abbastanza... Verona, che sarà abbastanza pressata in questo fine settimana, ma assolutamente sotto il nome di San Zeno ci sarà da visitare la porta di San Zeno, la piazza con la torre abbaziale, il chiostro, la parte esterna della basilica e della chiesa di San Procolo, e poi l'oratorio di San Zeno. Si passa poi a Legnago con la chiesa romanica di San Salvaro. A Somma Campagna invece Villa Venier, Villa Forlati e la Pieve di Sant'Andrea. Quindi sono ville anche di un certo... Assolutamente sì. Che stile sono? Palladiane oppure... Bah, sono anche ottocentesche, però sono anche palladiane, sì. Però sono anche e queste sono normalmente chiuse? Normalmente chiuse. Cosa si possono all'interno delle ville? In genere cosa ci sono? Affreschi che sono degni di nota? Beh, dipende, ci sono senz'altro affreschi, ci sono il mobilio anche della vita quotidiana dei proprietari, e spesso non ci sono forse dei capolavori, però è tutto l'insieme che conta, è tutto l'amore anche dei proprietari che si riflette negli arredi, nei soprammobili, nei quadri, nei lampadari. Entrare dentro si capisce anche gli stili di vita, si capisce un certo tipo di educazione, la si apprezza, e questo fa molto bene, perché la bellezza fa solo che bene, permea tutti noi. E quindi noi viviamo in mezzo alla bellezza di qualsiasi genere sia, non può che far bene a tutti. Quindi è una ventata, una boccata di ossigeno. Una boccata di bellezza. Allora, Vicenza, Palazzo Valmarana Salvi, in Corso Palladio, Palazzo Franco, e poi il Museo Storico Scientifico Naturalistico del Seminario Vescovile, che anche questo è una visita piuttosto rara e viene aperto proprio in questa occasione. A Valdagno ci si ritrova presso Piazza San Gaetano per visitare, poi c'è la guida, è una sorpresa questa di Valdagno. Ah, quindi non si anticipa sì, niente. no, sì, però sarà interessante sia sabato e domenica fare queste visite guidate con ritrovo presso Piazza San Gaetano. Abbiamo dimenticato Belluno. Infatti, tra le province non possiamo dimenticare Belluno, anche se abbiamo accennato al discorso dell'occhialeria. Ah no, quindi... Belluno l'abbiamo già visitato. No, abbiamo dimenticato l'altro Benefai, che è il negozio Olivetti in Piazza San Marco. Questo è un bene che da poco tempo è stato dato al FAI, grazie alla precedente presidente regionale Maria Camilla Bianchini d'Alberigo, e un negozio di straordinaria bellezza disegnato da Carlo Scarpa, che adesso è stato riportato all'antico splendore, e in mostra ci sono le vecchie macchine Olivetti, ma il design che c'è dentro, la cura dei particolari, i marmi, gli intarsi, i vetri, le sculture, è un'opera d'arte che assolutamente consiglio di andare a vedere. Ma è sempre aperto oppure aperto solo in queste circostanze? No, no, è sempre aperto. Ah, è sempre aperto, in particolare in questa circostanza ci saranno anche visite guidate in lingua inglese e francese.
Quindi anche per i turisti, quindi Anche per i turisti. se lo sanno. Che ci sarà, beh, lo vedono senz'altro perché è lungo la segnato come bene passeggiata fai. sotto i portici. Fai e Europa, Italia, beh, bene in Italia ce ne sono tantissimi, anche 800. Esatto, 800, più significativi che secondo lei valgono la pena di uno spostamento, che lei ha anche avuto modo di visitare, o voi, perché no, anche un giovane può aver avuto l'opportunità di visitarli. Cosa si sentirebbe di dire? Anche non troppo lontani. Beh, la Sicilia, l'orto di Calimbetra e poi adesso beh, c'è senz'altro in Piemonte, in Lombardia, Villa Necchi, la Cavallerizza a Milano e poi Quindi vale la ci pena anche sono. guardare un po' fuori regione, insomma. Assolutamente, nel sito del Fondo Ambiente ci sono tutte le passeggiate, tutti i beni che si possono visitare dovunque. In Sardegna c'è un bene, mi pare in provincia di Olbia, e in Sicilia ce ne sono parecchi, in Puglia ce ne sono parecchi, naturalmente Campania, in Emilia-Romagna assolutamente, Lombardia, Piemonte ce ne sono dovunque, Friuli, Venezia Giulia. Quindi ci si può anche Assolutamente, ma l'Italia va visitata anche solo attraverso i beni FAI, si potrebbe fare una serie di viaggi senza dover appunto uscire dall'Italia perché abbiamo talmente dei beni eccellenti che che vale la pena. meritano. L'isola di San Fruttuoso mi viene in mente, no, che deve Certo, essere aperta. assolutamente. Che è vostro, è un bene fai proprio, oppure Sì, solo aperta occasionalmente? è aperto occasionalmente, In questo caso guardi è aperta in questa fine assolutamente settimana. sì. Torniamo insieme tra pochissimi secondi, pubblicità.